Donzina, che io ho accappottato con la lapa, va, cosa tu scordasse? Dei giorni, che perché abbiamo morto in mezzo a casa. E tu, femmina precisa di casa, o pigli e o scorri. Ecco, O morto. ma quanto sei spiritoso, che marito. Ti stavo dicendo, c'è il sindacato dell'assicurazione. Sì. Sì. E che tu dissero? Che mi disse? Che vuole almeno un testimone, va. Ma se no ci potremmo scrivere carne di porco. E ora non lo va a peglio. A dire, Giulione, e se c'è un conduto che passava. Ma... Don Saro, speriamo che ci arrivi stasera. Io mi seppi no, più tardi passino a giurare e ti prenoti da bella corona. Come vicino in casa, ma tocca. Oh, di qui, che stava a fare morire prima del tempo per fare morire un sano consumato. Buongiorno. Buongiorno, Geova sia con te. Noi siamo i testimoni di Geova. Ah, sì, i testimoni. Papà. Mio papà mi stava aspettando. Aspettava noi. Che tu? Ancora proprio ne parliamo. Guarda, siete i testimoni di... Di Geova! Ah, o di Genova, o di Milano, o di Palermo, va, che su tu fatto lui, cioè, a noi non interessa. Prego! Già sento. Mio marito è da quella banda. Si è un po' sbracato nel letto. Ancora ci do la testa. Oh, ma un minuto, con la chiama. No, prego, assettatevi, non rimanete sussulti. Non vi da scusare. Ma poi ormai non mi aspettavo più. Ora ho parlato con mio marito e io non l'ho interessato. Ci fa piacere sapere che qualcuno ha già un certo interesse per noi. Questo agevola la nostra missione. E gradiscono un caffè? No, grazie, signora. Non si disturbasse. Ma quale disturbo? Ah, ma che hai fatto? Ci ho una dicchia d'acqua guarello. E allora lasci stare, veramente. Vabbè. Allora volete qualche cosa? Che c'è una limonata, una gazzosa, una zuppa? Grazie. Faccia come se fosse... Chi è che faccio? La sorella vuole dire che è come se avessimo accettato. Ah, come volete. Tanto piacere. Ancora esiste gente di cuore nobile. A mia essere io a venire a disturbare a Watch e invece vi siete disturbati voi. Grazie. Grazie. Domanda un compare Peppe, No! Siamo venuti di nostra iniziativa. Questa è la nostra missione. Ho capito. La commissione qua. No, già. E mi faccio la giornata. E mi ha buscato un pane. Ancora, sul tempo d'ora per tutto. Io sono... Niente affatto.
non lo facciamo per interesse. Cerchiamo soltanto di guadagnarci il paradiso. È il nostro compito quello di condurre la gente all'ovile. Pigliamo per piego. A mia? Io? A me? Scusate, ma credo che siete male informate, va. Io faccio l'ambulante. E io sono l'ambulanza, sua moglie. Forse c'è un equivoco. Sì. Che cosa? Dove era? Nega provolazzo. Io mi ignoro. Noi siamo testimoni di Geova. Misero! Di Genova Venere. Ci ha messo a passare i piedi. E come ministro? Con treno, con borsalo, con ferrobotta, come ministro? Mi dispiace però. Che facessimo tutta sasciata. Non si preoccupi, noi siamo abituati a camminare. E com'è in Genova? Ranni? O mica? Non siamo di Genova, signora, No. ma siamo testimoni di Geova, di Dio. Allora dove andavo, signore? Proprio così. Andiamo dove vuole Dio. Ed oggi siamo andati qui, da lei. Proprio Antura l'avvocato mi disse che se aveva un testimone, l'assicurazione aveva l'obbligo di pagare tutti i soldi senza tanta discussione, va. Sì, e invece di uno testimone, due. Grazie. Grazie. Ma fratello, noi siamo testimoni di fede. Di fede! Saro, che se saranno amici di Emilio Fede, che dà la televisione! Vips! Sei Antura mu vip un bicchiere d'acqua, sei Antura. Sorella, noi siamo, insomma, rappresentanti. Ah, che lo poteva dire prima! E ci scusi per il quirico, ma a nuovo non c'è bisogno niente. Niente, signore, niente. Poi su dice, ma moglie, niente. Niente! Perché io a mia figlia il corredo gliel'ho cosuto! Tutto arraccamato con roba a 24! 24 lenzuola sotto e 24 lenzuola sopra! 24 federe e 24 coperte liege! 24 mezzi di e 24 pesanti! 24 toaglie tavola, 24 toaglie facce, 24 tovagliola, 24 toaglie pubbliche, 24 sottane, 24 mutande e 24 scingipietto! È tutto cagnottecatura, va. Mi ha toccato, va! Sorella, ci fa piacere, ma veda, noi non siamo rappresentanti di corredo. No. Ma come ha detto il fratello, noi siamo rappresentanti di fede. Ma lei ha mai letto la Bibbia? La conosce la Bibbia? Ha letto la Bibbia, ha letto la Bibbia, ha letto la Bibbia. Io veramente no, non so leggere, io sono analfabetica. Non lo so. L'unica culturato sui ma figli, va. Ah, avete prole? Signora, disse prole. Figli, insomma. Ah, sì! Abbiamo un prolo e una prola. Dove sono? Praticanti? No, signora! Sono tutti e due disoccupati! Ma chi sei tu servizi? Scatazzurando che fanno? Chi si è pulato? Fagli su te. A proposito!
Sai che sono belle! Quasi quasi, me ne accatto una pure io e mi serve sottoliette! Mamma, se ci può curcare pure la notte! Danica! Dania! Italiano! Ah, io vi consiglio questa! Il capore è più per niente! Sto mese può fare un bello sconto! Paghi uno, muori due! Zina! Cosa dopo io ci faccio sto pensierino? Ma se mi gioco a cane mi viene rossa la spesa! No! Grazie, ma noi non avevo bisogno. Anzi, ci voleva spiare una cosa, visto che venne ci spiamo. Nega per caso mi potessi imprestare la pedofila? Chi? La pedofila! Già mi hai pigliata la di peggio, non si scoccia un pollo. Mamma, si chiama pirofila! Che dici? La pirofila è china di pira! Avevi ragione, Tomano! Pace, figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo! Benvenuto tu per la via del suo maledetta della male Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ripete! Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ripete! Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ah, Padre, ripete! Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le... Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ripete! Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Ah, Signore, lo crea le mani, ma lo vedo venerato. Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ripete! Sì, ma magari a ripetere con mi stai capendo niente! Mi stai capendo! Buongiorno, dottore. Buongiorno. Arrivavo prima di mia. Allora, come faneva? Beh, ecco signora, io capisco la sua preoccupazione. Ecco, veda, generalmente queste sono notizie che rallegrano il cuore, che rendono felici le persone. Ma nel suo caso credo proprio che non sarà così. Ecco, signora, lei sta per diventare nonna! Nonna! Ah, va, dottore! Ma io queste cose non le ho sentite dire mai. Nonna! E che ci ride? Ah, va, dottore! Mi meraviglio di lei che a questa età ancora ci spezza a babbiare. Signora, ma quale babbiare? Questa è scienza, come dire 2 più 2 fa 4. Ma sta dicendo per davvero? Ma è possibile mai? Ma sì, sono cose possibilissime. E poi non sono così rare come si crede. È un fatto naturale. Veramente? Ha avuto dolore di stomaco, nausea, vomito? Ecco, veda tutti i sintomi naturali. Gesù! Come stanno cacciando il tempo? Ma un mascolo può avere? Signora, un mascolo, una femmina, 2 gemelle, un socco cancia. E che fa? Voi stai suonando? A me mi ogni puzzolone. Madre! Tutto mondo mutato, c'è! E come può essere? Magari mascolo, gente! Ma me ne sono disparati i mucci! A sto punto arrivato!
era lì? Come ho fatto strano! Aspetta! Sogno fermo. Aspetta! Sogno fermo, Insina, che stai aspettando, va. No! Aspetta! Ho capito, Insina, ma quanto mi aspettare, va? A qua mi aspettare? No! Aspetta! Insina, ma quanto mi aspettare ancora, va? Aspetta! Un pizzerino! Manna chiamare subito a tua figlia Mimma, prima che va figlia mi capisce e ci faccia fare un segatorio in terra, oh, chiamala subito, chiamala. Mamma, chi c'è già pizzerina? Che colpa abbiamo? E non c'entra! Ora mi piglio con Lucio. Appunto, a colpa è di Lucio! Ma chi c'entra, Ida? Suo padre è Lucio! Padre! Lucio! Frate! È suono come il testimone di Genova! Perciò! Tu non avevi capito, non mi dici niente! Perché tu ci avessi creduto se non era ho fatto il dolore dalla panza? No! Però, sapendole prima, al voto non ci avessimo arrivato a sto punto. Casomai ci faceva pigliare la pinnola, è vero? Lucio, io non sogno degna di fare parte di questa famiglia, perché io sogno mamma. Mamma! 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 Mi chiamaste? Ti sentisci male? Oh, niente, mamma, ancora ci deve l'anticchia panza, non ti scantare, ora ci passa. Oh, gioia mia! Ti do la panza! Che fa? Ti faccio l'anticata acqua con davere? Ti faccio canerene? Sì, mi piace, mi faccio il drozzo! Signor Rozzo, ma come hai a fare? Manco Edde mi capisce. Ma intanto io con coccarone mi hai a sfogare. Lucio, io aspetto un piccireddo. Un pizzereggio? Eh. E quando viene? Ma come quando viene? Fra 6-7 mesi? Ma che ne faccio? Ma che viene da lontano? Lucio, ma perché fai da così? Come te l'hai a spiegare? Sogni incinta, laica dentro sta panza c'è un picciredde. Sì. Sì. E come ci un volai sto dopo dentro? Amore, Nenè, amore! Oh, araci però, araci! Araci! Ma raccomando non fare scrosce! Araci! Aveva detto araci! Amore, araci! La saputo! Oggi sta bene!
siete due cristiani per davvero, cercate di rispondere. Come fate tutti voi? Ma fare che? Oh, te ne ancora, che a me non mi piace girare attorno, va bene? Ora, se siete due mascolo per davvero, parlate con papà. Gonzalo, ci spiazza a luce se siamo mascolo. E c'è bisogno, oh, avevo magari di prova, c'è bisogno. Tu, come la cosa fatosa? Oh, parlate ora subito prima che ogni una carcagnata. Come tu, tu. Gonzalo, per dire la verità, fumo tutti noi! Ho capito! Alita pusurdate! Ho capisci. Oh, speriamo che almeno un anno nella caserma non ci sono picca sordate. Sono che se picciretti ne fa un battaglione, ne fa. Appena mi sento meglio, unisci e ci va accanto un piccerino dalla pista con l'apparecchio. Brio! Motori accesi! Brio! Wow! 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 Miau! 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 Miau, miau, miau! Zina, ma che dici che vuoi accattare? Una pista con l'apparecchio o una iatta con l'ala? Non ci faccio più! Ma già, che si sente male, magari un dottore? Lucio, vedi se c'è un miedo come dottore. Io volevo sapere cosa si sente lei in zocco schifioso. Dottore, si calmasse le ciusce! Un sagitarsi che ci fa danno! Oh, dottore, ora ci dicesse io una volta per tutte non so che ma con me. Oh, allora, in pratica, Antura venne a sapere che se ne fuoriva sua figlia. E ci venne una specie di portare zucchero. Ah, ho capito. Se ne fuivi con il padre. Dottore, il padre sono io. No, io intendevo dire con il padre del bambino. Quale bambino? Dottore, bambino. Il bambino di sua figlia. Ah, dottore! Non sbagliasse a parlare! Vedessi che mia figlia è allibata! E cresta è pure come una palumetta! Insomma, è signorina, cazzo maiuscola! Oh, non facciamo che visita, vi ripuccini una pazza di cristiano! Dottore, ma una volta che cala, con visita a mia figlia, va, usaccia avesse essere con novità. Perché sta male pure lui? No, dottore, lei o lo sa non so capo, mia figlia, va. Dottore, ho fatto Il tamburino. sei a ciaramella, dottore. Ma non la capisco. Dottore, oh, tutto a posto. Diciamo, tutto a posto. Oh, dottore, se ne può dire, dottore. Tutto buono siamo, dottore. O la chiamavo io, se ne può dire. Arrivederci, dottore. Finalmente. Signori, Si nasce. è pazzo se ci addiventa. Pazzo se ci addiventa. Mi faceste diventare pazzo la carabia. Che casa di pazzo, che casa di pazzo, che casa di pazzo. Per farti arrabbiare ci stanno un secondo. Però i figli sono la cosa più bella del mondo. E non c'è più meglio esempio di vita vedere la famiglia tutta unita, a salute! Lucio! L'amore vero ancora una volta trionfa!
padre